Buongiorno, allora siamo qui, graditissimo ospite, il dottor Romualdo Nieddu, che è stato dirigente della struttura complessa di ginecologia oncologica del Businco di Cagliari e attualmente fa attività nei suoi studi di Carloforte, Cagliari, Portoscuso ed è consulente anche in varie strutture di Piemonte e Lombardia. Chiediamo al dottor Nieddu una cosa molto importante, soprattutto che è venuta fuori in questo periodo. Cosa si intende per vulvodinia? Allora, ultimamente si sta parlando finalmente di questa patologia che interessa il sesso femminile che si chiama vulvodinia. La vulvodinia praticamente è una sindrome caratterizzata da un insieme di sintomi e segni che comporta dolore, bruciore e ipersensibilità a livello della vulva. Distinguiamo due forme di vulvodinia: la forma localizzata, che colpisce l'80% delle donne, può essere localizzata al vestibolo e al clitoride; la forma generalizzata, che colpisce il 20% delle donne ed è, diciamo, si presenta con una sintomatologia più attenuata rispetto a quella che colpisce le giovani donne. È una patologia che il più delle volte passa misconosciuta, non viene riconosciuta, rientra, diciamo, nelle patologie cosiddette invisibili. Molte volte queste pazienti vengono considerate pazienti immaginarie, però vi posso garantire che non è proprio così. La cosa che ho notato ultimamente è che molti colleghi si stanno avvicinando, aprendo verso questa patologia, e prova ne sia il fatto che dal mese di aprile al mese di maggio di quest'anno ho fatto, diciamo, da tutor per i colleghi ginecologi ed ostetriche del distretto dell'ASL Sardegna di Carbogna e Iglesias. Quindi abbiamo formato del personale che avrà delle competenze superiori. L'incidenza della vestibolodinia è pari al 15% della popolazione femminile, però vi posso dire che questa incidenza è molto sottostimata, perché è molto più frequente. Io posso dire che sicuramente il 30-35% della popolazione ne è affetta, perché forse è nell'uso, è normale che le donne si siano sempre sentite dire dalle loro madri e amiche più grandi che avere dolore è una cosa normale. Il dolore non è mai una cosa normale, va indagato e va studiato. Colpisce soprattutto le donne dei 25, 20, dei 25, 20, 40 anni, però vi posso garantire che colpisce anche le bambine, soprattutto quelle che soffrono di enuresi, cioè le bambine che si fanno la pipì a letto, e anche le donne in pre-menopausa e post-menopausa. E in questa categoria di donne abbiamo proprio la vulvodinia generalizzata. Che cosa comporta questa sindrome? Questa sindrome comporta, diciamo, dei disturbi a livello vulvare caratterizzati da bruciore, sensazioni di spilli, sensazioni di microtaglietti, disturbi a livello sessuale. Praticamente ci sono delle difficoltà con il rapporto sessuale, soprattutto all'introduzione. Quindi questo sintomo è chiamato dispareunia introitale, perché praticamente c'è un ipertono del muscolo elevatore dell'ano. Questo muscolo elevatore dell'ano può essere evitato, può essere stimolato da tante cose. Allora, bisogna tener conto che in questa sindrome abbiamo un regista. Il regista è praticamente il nervo pudendo che nasce, diciamo, dalla seconda, terza e quarta radice del plesso sacrale, che tende a innervare tutto il pavimento pelvico, sia maschile che femminile. Per cui dopo abbiamo delle cellule, dei mediatori che si chiamano mastociti. I mastociti sono delle cellule che appartengono al sistema immunitario, deputate a dare difesa all'organismo, che per diversi motivi ne arrivano
in un numero eccessivo e determinano una degranulazione appunto delle cellule che rilasciano in loco delle sostanze proinfiammatorie quali il fattore P, il fattore del dolore, il fattore pain, il fattore l'NGF che praticamente favorisce la proliferazione di fibre nervose sensitive mieliniche, per cui voi immaginate un filo elettrico scoperto col rame che si vede, per cui sensazione di bruciore continuo. Ecco perché le pazienti lamentano sempre questa sensazione di bruciore. È importante con la terapia evitare la degranulazione dei mastociti. Questo lo possiamo fare con diversi prodotti che appartengono agli integratori, appartengono agli antidepressivi triciclici che agiscono a livello antinfiammatorio, praticamente sono gli stabilizzanti di membrana ed evitano che queste cellule degranulino e quindi questo è un primo step per la terapia. Questa è una patologia che purtroppo è stata identificata soltanto nel 1880, per più di 50-70 anni non è stata presa in considerazione e dagli anni 80 praticamente è riemersa grazie all'impegno di tante donne sofferenti che hanno costituito delle associazioni affinché questa sindrome potesse essere riconosciuta nei LEA, nei livelli di assistenza. Purtroppo, nonostante le diverse proposte di legge, non ha mai avuto, diciamo, un risultato. È una patologia altamente invalidante che determina, diciamo, dei problemi nella coppia, perché la donna non può vivere appieno la sua sessualità, per cui diciamo che la coppia con questa patologia scoppia, per cui è importante individuare in fase iniziale la patologia che può essere scatenata da diverse cause che possono essere delle candidosi recidivanti, delle infezioni batteriche non riconosciute, delle cistiti croniche, altri con cause possono essere i traumi del bacino, in quanto abbiamo detto che il regista principale di questa patologia è il nervo pudendo, per cui con dei traumi, con delle situazioni anomale si possono favorire queste degranulazioni ai mastociti. Allora, cosa è importante? È importante riconoscerla per dare dignità alla persona, che non deve essere più considerata una malata immaginaria, una paziente ipocondriaca. E niente, quindi per poter dare, diciamo, delle risposte a tanti pazienti che vivono di questo dolore pelvico cronico. È una patologia molto importante, si associa ad altre patologie che sono l'endometriosi, che è la patologia più importante di dolore pelvico nella donna, ma non solo, esiste anche la neuropatia del pudendo, esiste anche il varicocele pelvico, l'adenomiosi, tutte patologie che più delle volte si associano. Perfetto. Dottor Nieddu è stato per 44 anni al Servizio Sanitario Nazionale, per cui la sua esperienza direi che è più che decennale. Ecco, una cosa che volevo chiedere, la vulvodinia appunto si può prevenire? Beh, la vulvodinia la possiamo prevenire seguendo certi stili di vita, però purtroppo le posso dire che da 10 anni a questa parte tante cose sono cambiate. È normale per le donne sottoporsi alla depilazione integrale. La depilazione integrale è una cosa che non va bene, in quanto il pelo protegge dalle infezioni, protegge dalle irritazioni, perché oggi le donne usano molta biancheria sintetica, colorata, di dubbia provenienza, per cui sono tutte sostanze che irritano. L'uso abnorme di salva slip che non permettono la traspirazione, l'uso di detergenti aggressivi
l'uso di assorbenti interni, tantissime cose che non vanno bene. Quindi si potrebbe fare prevenzione, però non è facile da farla, capito? Ci Certo. vogliono purtroppo la pubblicità influisce molto sulle scelte delle donne, capito? Ecco, un'ultima cosa che volevo sapere, quali sono le terapie utilizzate in questi casi? Allora, le terapie, prima di tutto, dobbiamo usare degli stabilizzanti di membrana. Prima di tutto ho detto gli antidepressivi triciclici che a bassissimo dosaggio evitano la degradazione dei mastociti, degli aliamidi, non posso fare nomi commerciali, però dirò il principio attivo, il palmitoil-etanolamide, che è molto efficace nella stabilizzazione dei mastociti, evita la sua degradazione. Possiamo usare dei polivitaminici, è molto importante l'utilizzo della vitamina D, una vitamina D solubile, è molto importante l'uso del magnesio, della vitamina B12 a alto dosaggio, in particolare la vitamina B12 e il magnesio contrastano, diciamo, l'ipertono, noi li usiamo per il rilasciamento della muscolatura, quindi in questo caso del muscolo levatore dell'ano e in particolare la sua componente pubococigea. Molti pazienti non arrivano direttamente al ginecologo perché lamentano una sintomatologia simile tipo la cistite, per cui più delle volte interpellano, diciamo, l'urologo e in base alla sintomatologia riferita dalle donne molte volte si crea l'equivoco, si pensa a, diciamo, a una cistite e viene trattata con degli antibiotici. Il più delle volte questi antibiotici non servono, gli antibiotici hanno salvato tantissime vite, però gli antibiotici hanno dei grossi effetti collaterali quando vengono proprio usati in modo sconsiderato. Bisogna stare attenti anche all'abuso degli antimicotici perché sono tutti presidi, tutti farmaci che possono dare dei problemi, capito? Allora, ringraziamo il dottor Romualdo Niedu che come al solito è stato più che esaustivo e vi rimandiamo eventualmente ad una prossima puntata.